Salve a tutti e ben ritornati sul canale. Sono a Monte di Malio in provincia di Vicenza per esplorare il Buso della Rana. Sto aspettando i miei amici e una guida esperta, Esther, che ci guiderà all'interno di questa grandissima cavità. Pensate che è la grotta più grande del Veneto. Qui dentro ci sono ben 40 km di cunicoli scavati dall'acqua e noi andremo a vedere una piccola parte. Bisogna veramente stare attenti perché qui non è una cosa da tutti e soprattutto se venite andate con guide esperte perché è veramente facile a perdersi, è un labirinto immenso. Poi c'è anche da dire che c'è un torrente qui, quando viene a piovere si allaga tutto, quindi è molto pericoloso. Questo torrente si chiama il torrente Rana, adesso è stato italianizzato, ma in passato nella lingua cimbra veniva detto Rohan, e anche questo è un altro problema, si vede crescere il livello. Bene, e fra poco ci cambiamo e andiamo a vedere. Seguiteci. Abbiamo congiunto due grotte, Faedo, che è grotta verticale, almeno 70 metri, e la Rana, ed adesso il complesso è 40 km. Allora dentro qua ci sono dai 10 agli 11 gradi sia d'inverno che d'estate, quindi la temperatura è sempre costante. Siamo subito ad una strettoia come questa, l'aria si incanala e prende più forza e si sente questo arrione forte. Passiamo nel famoso sifone. Cosa significa? Vedete, il soffitto è basso, quindi c'è un tratto da strisciare, no, si striscia, c'è un cunicolo stretto e di là c'è una bella grande sala. Cosa succede? Quando che piove tanto fuori, i livelli si alzano e qua succede che si alzano i livelli e si può tappare la prosecuzione. Quindi mai entrare quando piove fuori, mai, perché i livelli si alzano anche all'ultimo momento. Lo cerchi qua blu? No, gira, più grande nero. Giuseppe. Hanno io come tutto il quadro. Eccoci. Siamo negli Assaia del Trono, una bellissima stalattite al centro della stanza. Giusto? Adesso c'è il laghetto di Caronte, che è un bel lago lungo e dobbiamo attraversarlo non col canotto ma con una piccola ferratina. Quindi
lounge di sicurezza nel cavo di acciaio e si attraversa questo laghetto. Al centro del laghetto sono 3,5 metri di profondità. Guardare sempre il piede con la staffa, sempre guardare. Sì. E attenzione che le staffe sono scivolose. Sì. Il centro che scappa lì. Fare dei cambi da fare. Guardare sempre il piede e la staffa, perché sono scivolose. Tenete bene con le mani. Sì. Che da vedere. Ok, adesso pure il vaschettone attaccato e lui scorre. Stavo dentro cose comunque. Già dico, controlla Perché non si può Giuseppe. regolare, dici. Non dico che ha messo storce, no. Ed eccoli che sono arrivati al capolinea. Ritorno al nuoto, A Moronegà con tutta la barona. Giuseppe, siamo nel ramo centrale. Possiamo notare, eccoli qua, i ricci di mare. Lasciateli stare per favore. Siamo davanti a una bella fetta di roccia che caduta da là, da sopra là. Qua siamo al Trivio, 3 vie. 1, 2 e 3 gallerie diverse. Un attimino sempre dritto per continuare al ramo principale. È famosa questa grotta, Buserana, che è seduta orizzontale, perché? Perché l'acqua ha trovato un bel strato di basalto. Sotto i nostri piedi c'è un strato di basalto, c'è lava vulcanica molto duro, l'acqua non scava, non riesce più a scavare, e adesso scava lateralmente, vedete? Qua siamo arrivati nella sala della scaletta. infatti C'è una scaletta con una bella cascatina, sempre che continua la cascatina.
In questo punto si possono notare dei bellissimi ceppi di corallo. Guardate come sono tutti uniti. Qua c'era il mare milioni di anni fa, tutti questi coralli e ricci. Siamo? In sala nera c'è una bella colata di lava di basalto, vedi? Lì c'è un'altra scaletta e la continua. Ecco Giuliano. Spingo? No. Fatta. Che modello che so. E qua siamo arrivati a sala da pranzo. Una bella sala. E qua avevano messo una scatola con telefono, peccato che l'hanno tolta, però potevano lasciarla, che era un bel ricordo. E qua il risveglio di 30 anni, 30-40 anni fa si fermavano qua per mangiare, per fare una pausa. E qua l'acqua non arriva più qua. Qua si è sicuro in caso di piene. Sì. Guarda che belli, proprio perfette rotonde. Sì, ovvio. Dove le va? Dai che torniamo vergini, dai! No, vai! I Gianoci che salta via. Bello! Bella sorpresa! Ho fatto male il gomito e adesso ho visto che se faccio così a un certo punto gira. Ah sì. Ringraziamo Esther per questa Magnifica che ci ha esplorazione. fatto da guida. E grazie ai accompagnatori qua, ai ragazzi, che si sta veramente divertente, che si sono veramente divertiti. Sì, è stato proprio un bello spettacolo. Noi ci vediamo in un'altra avventura, a presto. Ciao! Ciao!